Appassionate e appassionati di hockey pista, buonasera da Fausto Pozzan, vi parlo dal Pala Ferrarin di Breganze, dove grazie all'assistenza tecnica e alle telecamere con il servizio offerto da Fisser TV, tra qualche istante Breganze e Sarzana daranno vita al loro incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie 1 hockey pista 2020-21. Qui accanto a me Flavio e Filippo Zattera. Flavio è l'operatore, Filippo Zattera che assiste alla parte tecnica, e quindi tra poco vedremo questa sfida tra due formazioni che si affrontano da circa un decennio nel massimo campionato di Serie 1 di hockey pista. Molto spesso le loro sfide hanno avuto significati importanti, tra tutte la finale di Coppa Italia del 2019, all'epoca fu vinta dal Breganze, alla sfida di Trissino, un appuntamento che tutti gli appassionati di hockey pista breganzesi ricordano molto volentieri. Qui tutta un'altra storia, tutta un'altra sfida e soprattutto tutto un altro contesto, perché purtroppo la pandemia costringe a giocare le partite di hockey pista a porte chiuse, sperando si possa continuare. Già oggi ben 3 incontri sono stati rinviati a causa del Covid per la positività di alcuni atleti o tecnici delle varie formazioni. Vi diremo poi dell'intero programma della serata. Per adesso intanto ci concentriamo sulle formazioni delle squadre, che saranno dirette dagli arbitri di giornata, i signori Andrea Brambilla di Agate e Paolo Maresco di Marostica, con l'assistenza tecnica dell'arbitro ausiliario Alberto Fabris di Tiene. Cominciamo per dovere di ospitalità con il Credit Agricole Sarzana, che schiera i portieri Simone Corona e Alessio Bianchi, gli esterni Davide Borsi con il numero 11, Francesco Rossi con il 57, Francesco Di Rinaldis con l'88, Juan Pedral Galbas con il 55, Francisco Ipinazar con l'87, Mattia Rispogliati con il 5 e Matteo Cardella con il 9. Risponde il Breganze con i portieri Andrea Bigarella con il 26 e Marco Zanfi con il 23. Gli esterni Stefano Dal Santo, capitano della formazione di casa, con il numero 53, Mattia Ghirardello con il numero 6, Guido Sgaria con il numero 4, Paul Galiffa con il numero 7, Pietro Agostini con il 5, Silvio Costenaro con il 9, Andrea Dalla Valle con il 73 ed Eric Bergamaschi con il numero 8. I tecnici delle rispettive formazioni: per il Credit Agricole Sarzana Alessandro Bertolucci e per il Breganze Sergi Punset. Vediamo quali sono le scelte dei due tecnici. Sarzana decide con il seguente starting 5: Simone Corona, Davide Borsi, Francisco Ipinazar, Francesco Rossi e Pedro Galbas. Breganze risponde con Andrea Bigarella, Mattia Ghirardello, Stefano Dal Santo, Andrea Dalla Valle e Paul Galiffa. È iniziato il match, Sarzana in possesso. C'è subito una palla persa da Rossi, vediamo se Breganze riesce a sviluppare la propria azione in velocità. Sarzana ripiega velocemente a protezione del proprio estremo difensore Simone Corona, ma qui si cunea Mattia Ghirardello, il numero 6 rossonero, è raddoppiato all'angolo da Borsi e Galbas, che gli rubano sfera. Riparte quindi Sarzana con il Pinazar, lo scambio rapido con Borsi, la conclusione di Borsi. Il primo intervento di serata di Andrea Bigarella in sicurezza a sventare il tiro sul secondo palo, peraltro lento, del capitano ospite. Ancora Sarzana in possesso e quindi Rossi in possesso di sfera, la scambia con Galbas. Attenzione, Galbas si libera, va al tiro in diagonale, ancora a Bigarella a rispondere pronto e rispondere presente. Si sfidano due formazioni che hanno avuto un inizio opposto di campionato. Sarzana ha battuto al primo impegno stagionale, forte di marmi in casa, e poi è andato a vincere autorevolmente anche in quel di Scandiano, e ha pagato pegno però un grande secondo tempo del Lodi. Sarzana peraltro era passata in vantaggio e poi però è stata rimontata dalla formazione ospite allenata da Alessandro Bertolucci. Qui in questo istante Breganze ritorna in possesso di sfera con Mattia Ghirardello. Ancora Paul Galiffa, il primo anno a Breganze, il numero 7 catalano, proviene dal Voltregà. Ancora a scambiare Ghirardello e Galiffa, giro a 3 del Breganze con Andrea Dalla Valle di punta, anche se si è alzato abbastanza lontano dall'area avversaria. Breganze che cerca di distendersi, si pone abbastanza bene Galiffa, ma
riviene su di lui Francesco Rossi, riparte quindi in transizione Sarzana, bravo in ripiegamento difensivo Stefano Dal Santo a proporre un potenziale 3 contro 2 per Breganze. Il passaggio finale di Stefano Dal Santo che intendeva a servire, poi il Galiffa impreciso e poi c'è il primo fallo di squadra fischiato contro Breganze. Peccato, era una potenziale occasione per Breganze che è alla ricerca del primo gol stagionale su azione. Fin qui 4 le segnature della formazione di Sergi Punset, ma sin qui i punti per il Breganze sono arrivati su rigore o su tiro diretto. Manca quindi ancora il primo gol su azione. Breganze ha sin qui subito 13 reti e quindi il problema principale è proprio l'attacco che fin qui ha prodotto poco. Ma vediamo se la formazione di casa riuscirà, al cospetto comunque di un avversario difficile, a trovare magari anche i primi punti stagionali, perché Breganze è attualmente a quota 0 assieme con il Monza in una giornata che vede tra gli impegni di serata vi abbiamo detto di 3 rinvii purtroppo a causa del Covid. Sono state rinviate Monza Follonica, Forte dei Marmi Montebello e Grosseto e Scandiano Grosseto. Si giocano invece regolarmente Amatori Vasken Lodi e Hockey Trissino e White Sport Valdagno contro Sandrigo, mentre il posticipo sarà mercoledì prossimo tra Ubroque Bassano e Correggio. Andiamo in cronaca con Sarzana in possesso, il tentativo di assist di Rossi per i Pinazar è impreciso e allora riparte Breganze con Galiffa. Tendeva a servire dalla Valle che però non riceve palle, anzi commette fallo. È già il secondo fallo di squadra commesso da Breganze, anzi il terzo. Allora quindi Davide Borsi per i suoi. Borsi aveva portato in vantaggio Sarzana nell'ultimo incontro contro gli Lodi. Attenzione, il tentativo di assist di Galbas per il Pinazar, rinviene comunque Stefano Dal Santo, fa buona guardia. Breganze ha dimostrato comunque un buon assetto coraggioso anche in fase difensiva. Il problema è magari riuscire a capitalizzare le occasioni che pure la formazione di Sergi Pusset costruisce. Allora qui c'è un rilancio lungo in un passaggio in diagonale di Dal Santo per Galiffa, ma che perde sfera, rinviene bene in fase difensiva Sarzana, che è una formazione rodata sicuramente sotto la guida sapiente e competente di Alessandro Bertolucci. È un quintetto di tutto rispetto. Nei programmi di inizio stagione il presidente Corona, che è uno dei dirigenti con più personalità del mondo dell'hockey pista, continua a parlare di salvezza, ma onestamente ci pare di poter dire che questa squadra può ambire a qualcosa di più, così come Breganze deve assolutamente scrollarsi da questa quota 0 in classifica. Ne ha le potenzialità, con ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile, che sono legatissimi a questa maglia. Abbiamo una formazione su 10 effettivi, ben 7 sono i breganzesi questa sera, quelli nelle scelte di Sergi Punset. E allora chissà che questo attaccamento alla maglia non spinga i ragazzi a scrollarsi magari qualche ruggine, qualche paura di troppo, e a mettersi a giocare come sanno e a regalare delle soddisfazioni alla società del presidente Stefano Volpe. Intanto Davide Borsi dietro porta a proporre un pericolo per Sarzana. Breganze con Dalla Valle e Ghirardello a presidiare i pali. Tentativo di alza e schiaccia di Borsi non ha successo. Ancora in Pinazar a sfidare in 1 contro 1 Stefano Dal Santo. Breganze recupera sfera, riparte Mattia Ghirardello. Attenzione, il tentativo di gioco a 2 tra Ghirardello e Dalla Valle. Il passaggio non si chiude per un soffio, era una pallina leggermente alta, non è riuscita a controllarla Andrea Dalla Valle. Allora siamo dall'altra parte, lavora bene in palleggio Davide Borsi con ottima tecnica. Attenzione, hanno tentato uno scambio di velocità i due avanti sarzanesi e c'è una potenziale 3 contro 2. Ancora una volta Dalla Valle non chiude il servizio per Galiffa, riviene però in fase difensiva bene Dalla Valle. Breganze comunque ripiega velocemente e cerca il recupero immediato di sfera, tattica che finora sta riuscendo. Sono quasi trascorsi 6 minuti dall'inizio del match e siamo sullo 0-0. Le squadre si stanno studiando, ma stanno anche spingendo contemporaneamente sull'acceleratore. Breganze purtroppo non è riuscito a capitalizzare 2 potenziali azioni di 3 contro 2 che meritavano maggior sorte.
E allora si riparte dall'indietro con Mattia Ghirardello, le finte nei confronti di Galbas che non abbocca, e allora Ghirardello è costretto a rifugiarsi all'indietro. Si va quindi da Galifa, Dal Santo a prepararsi dalla parte opposta, ma Ghirardello segue lungo sponda, perde sfera, però conclusione imprecisa. Siamo dall'altra parte con Ipinazar, Galbas, Borsi, Rossi, fa girare palla Sarzana. Attenzione, è una palla pericolosa che infatti si infila alle spalle di Andrea Bigarella per il vantaggio. Il gol viene assegnato a Chico Rossi. Deviazione quindi sul tiro di Galbas. Passi in vantaggio Sarzana, che sostituisce subito l'autore della rete. Quindi quando mancano 18 minuti e 25 al termine della prima frazione di gioco, Sarzana passa in vantaggio con la rete di Chico Rossi, su assist, possiamo definirlo così, di Juan Pedro Galbas. È entrato Francesco De Rinaldis, che è l'atleta più anziano di Sarzana, dall'alto dei suoi 32 anni. Ha sostituito proprio l'autore della rete. Breganze quindi sotto in casa 1-0. Non ci voleva questa disavventura difensiva, diciamo così, perché era una palla che pareva controllabile e invece è stata una palla insidiosa che è stata deviata sotto porta da Rossi per il vantaggio della formazione ospite. Adesso Breganze che tenta di replicare con il tiro da lontano di Mattia Ghirardello. Non deve disunirsi la formazione di Sergi Punset, deve continuare a macinare gioco perché comunque il tempo per rimediare c'è. Sarzana intanto comunque sceglie di congelare per il momento il possesso palla, andare ad attaccare dietro la porta di Andrea Bigarella con dei blocchi a liberare magari dentro l'area, e c'è un altro tentativo di deviazione, quindi il tiro da lontano e la deviazione è uno schema di fatto quello che sta tentando Sarzana, sfruttare le deviazioni sotto porta. Attenzione qui, il tentativo di assist di Ghirardello per Andrea Dalla Valle non è preciso purtroppo, e allora l'occasione sfuma. Siamo dall'altra parte, Stefano Dal Santo, il tiro di prima intenzione, ma viene fischiato un altro fallo di squadra a Breganze. Situazione falli di squadra: 5 quelli commessi da Breganze, 2 quelli commessi da Sarzana. 16:50 al termine della prima frazione di gioco. La formazione ospite del Credit Agricole Sarzana in vantaggio per 1-0. La rete di Chico Rossi dopo circa 7 minuti dall'inizio del match. Borsi, De Rinaldis, Ipinazar che va a sfidare Stefano Dal Santo sulla sponda, ma Dal Santo rinviene bene. Qui c'è una trottola di Borsi in faccia a Galifa, una palla vagante. Allo scadere di 45 secondi ha tentato la conclusione di prima intenzione Francesco De Rinaldis, è risultata imprecisa. Siamo quindi dall'altra parte con Mattia Ghirardello che viene pressato da De Rinaldis. Dal Santo, Sarzana aggressivo in questa fase del match, va a pressare tutti i portatori di palla breganzesi. Galifa tenta un tunnel e invece rinviene su di lui Pinazar. Attenzione Galbas, la conclusione ben imparata da Andrea Bigarella che tiene assolutamente in partita i suoi, e deve farlo perché mancano 15 minuti e 37 secondi e Breganze deve riordinare le idee, cercare di essere più preciso in fase offensiva, perché comunque qualche opportunità per mettere l'uomo davanti al portiere Breganze l'ha avuta, l'ha sprecata per l'imprecisione dei propri attaccanti, soprattutto in fase di assist. Qui perde sfera Francesco De Rinaldis, recupera quindi per i suoi Andrea Dalla Valle, serve Galifa, ancora Dalla Valle, cerca di entrare in area ma lo stringe e lo costringe dietro porta in ripiegamento difensivo De Rinaldis. Ancora Dalla Valle, bravissimo a liberarsi di due avversari, con l'aiuto di Dal Santo. Ancora il possesso di sfera per Breganze, ancora Dal Santo, situazione insistita difensiva dal capitano ospite Davide Borsi. Sono sfidati quindi le due fasce della formazione, i due capitani appunto. Ancora Dal Santo,
con Galifa che va ad accelerare, gli detta il passaggio in taglio in diagonale Mattia Ghirardello, cade in area Galifa, protesta ma Brambilla fa segno che si può proseguire, allora si riparte subito. Attenzione, veloce questa azione di Sarzana, Breganze che fa confusione, poi alla fine sbroglia la matassa come si suol dire Mattia Ghirardello, cattivo il controllo di Galifa, guadagna comunque un fallo di squadra con il signor Brambilla che ha qualcosa da dire a Davide Borsi, anzi gli fa il primo warning, quindi c'è una munizione al capitano ospite, reo forse di aver protestato, mentre Breganze opera la prima sostituzione, esce Andrea Dalla Valle ed entra Pietro Agostini. 14-17 al termine della prima fazione di gioco. Sarzana in vantaggio in virtù della rete realizzata da Chico Rossi. Rossi che è stato compagno di nazionale di Stefano Dal Santo e Mattia Ghirardello, con loro giocava anche Simone Corona. Era una generazione quella giovanile che sfiorò il titolo europeo nel 2010. All'epoca il CT della nazionale era Gaetano Marozin, che ha allenato anche qui a Breganze. Sfiorando una Coppa CERS, in quella sera con Breganze c'erano Stefano Dal Santo e Mattia Ghirardello. Poi Breganze si è perso delle soddisfazioni in Coppa Italia nel 2015 e nel 2019, poi la Supercoppa sempre del 2015. In entrambe le occasioni Stefano Dal Santo era in pista, mentre Mattia Ghirardello sfiorò la Coppa CERS con Breganze, la sfiorò anche con Matera. Mattia Ghirardello è tornato alla base, diciamo così, è tornato a Breganze dopo 4 anni lontani dalla formazione di casa in cui è cresciuto, ed è qui per cercare di portare i compagni più giovani ad essere competitivi in questa Serie 1 2020-2021. Compito sicuramente difficile ma da perseguire con determinazione per la squadra di Sergi Punsetta. Attenzione comunque, torniamo in cronaca, siamo con Francisco Ipinazar in possesso di sfera, poi Davide Borsi, ora Alessandro Bertolucci va per un altro cambio, fa uscire Galbas, fa rientrare Francesco Rossi. Ancora Ipinazar a sfidare Galifa, si rifugia all'indietro da Davide Borsi, allora Davide Borsi si stacca all'indietro per ricevere passaggio facile dai compagni e smistare velocemente dalla parte opposta per eludere la sanzione tecnica dei 5 secondi quando la palla torna nel settore di metacampo della squadra che attacca. Primo time out di giornata, l'ha chiamato Breganze. Situazione falli, 5 quelli commessi da Breganze, 3 quelli commessi da Sarzana, una partita sostanzialmente corretta che Sarzana sta conducendo in virtù del colpo sotto porta di Francesco Rossi, che ha sfruttato una palla filtrante di un compagno, nella fattispecie ci sembrava Galbas, abile a fare la deviazione. La difesa di Breganze è stata forse l'unica disattenzione sin qui posta in essere dagli uomini di Sergi Punsetta, è costata il punto dello 0-1. Adesso Breganze deve riordinare le idee, può e deve farlo, mentre Sarzana sicuramente cercherà di imprimere sul match le proprie qualità tecniche, che sono sicuramente di rilievo. Esaurito il time out, Breganze in pista con Costenaro che ha preso il posto di Galifa, quindi Costenaro, Agostini, Ghirardello e Dal Santo per Breganze. Il possesso della sfera sarà della formazione di casa con la ripresa del gioco, che si accinge a fischiare il signor Moresco di Marostica, che assieme al collega Andrea Brambilla di Agrate dirige il match. Prima sfera toccata da Silvio Costenaro, classe 99. Attenzione, la palla vagante e il gol di Breganze. Ha approfittato di una pallina vagante messa e comunque dell'assist da dietro porta di Pietro Agostini, e Breganze segna finalmente il primo gol su azione a 12:33 dal termine della prima frazione di gioco. È il primo punto stagionale anche per Silvio Costenaro, e allora si va in parità.
speriamo che questo gol sia un'iniezione di fiducia importante per la formazione di casa. Attenzione qui, Breganze non deve disunirsi nel recente impegno casalingo, il primo della stagione, questo è il secondo, con Sandrigo. Breganze era passato in vantaggio e Sandrigo dopo nemmeno una quindicina di secondi aveva già pareggiato. Sono errori di gioventù che non bisogna commettere, perché questo è il campionato di A1 e quindi bisogna mantenere la concentrazione e saper capitalizzare le emozioni positive. Quando si segna è giusto gioire, ma poi bisogna concentrarsi subito perché la partita non aspetta. Infatti Sarzana si è messo subito a spingere sugli acceleratori, non accettando questo parziale. Attenzione quindi, già un tiro da lontano di Borsi, subito Francesco De Rinaldis rapidissimo a cercare il rimbalzo dietro porta. Ancora i Pinazar per i suoi, ancora Borsi che cerca di liberarsi per un tiro in diagonale. Classe 89, prodotto del vivaio della formazione di Maurizio Corona, del presidente Maurizio Corona. Attenzione qui, viene fischiato un ingaggio a 2 dal signor Brambilla. Borsi è dell'89, giocò assieme a Mattia Ghirardello nella stagione 2015-2016 in quel di Sarzana, in quel di Matera, facendo molto bene in Coppa Ciassa. Attenzione qui, una palla vagante, un bel tiro dalla distanza degli avanti di Alessandro Bertolucci, e allora se ne va sulla fascia Mattia Ghirardello, cerca un assist difficile per la verità, e allora dall'altra parte Francesco Rossi. Attenzione, Silvio Costenaro stava combinando un pasticcio, se ne è avveduto comunque il suo portiere Andrea Bigarella, che ha sventato la minaccia, stavolta portata involontariamente dal proprio compagno di squadra. Allora Borsi dall'altra parte a scambiare con Francesco Rossi, gli contende il possesso Pietro Agostini, rinviene su di lui, ma i signori Brambilla e Moresco hanno adottato un metro di direzione assolutamente fiscale, diciamo così, ma hanno visto il fallo di squadra e lo hanno assegnato. Fischiato contro Breganze, già il sesto. Siamo quindi con Sarzana in possesso. Attenzione, perché la formazione ospite ha dimostrato che cerca molto spesso il filtrante o di servire la punta davanti al portiere ospite. È così che Rossi ha trovato il gol del vantaggio. Stavano cercando la stessa azione in questa circostanza. Quarto fallo intanto commesso da Sarzana. Inflessibili gli arbitri, qualunque fischiano i contatti, li fischiano tutti, a termini di regolamento ci sta, e quindi fallo di squadra, quarto quello commesso da Sarzana. E allora abbiamo Pietro Agostini, classe 2003, in possesso di sfera. Qui va a subire un altro fallo, questa volta dai Pinazar. Bravo il giovane breganzese. Rientra intanto Galifa, è uscito Mattia Ghirardello a rifiatare. 9,54 al termine della prima frazione di gioco, punteggio 1-1. Breganze che con Costenaro ha trovato il punto del pareggio e oltretutto la prima rete su azione di questo campionato. Califa alla conclusione da lontano, murata diciamo così dalla formazione ospite. Ancora Costenaro a difendere sfera, attaccato da Di Rinaldis. Fa suo intanto il controllo di palla il portiere Simone Corona, serve un compagno, in Pinazar nella fattispecie, e allora siamo comunque ancora in Pinazar in possesso, ricevuto da Francesco De Rinaldis. Ancora De Rinaldis, 1 contro 1 con Silvio Costenaro, il cambio difensivo tra Agostini e Costenaro. Attenzione alla finta di tiro di Pinazar, tenta il tiro, non trova la porta, la palla si ferma dietro la gabbia di Andrea Bigarella. Time out intanto, fischiato richiesto da Alessandro Bertolucci, che vorrà cercare di richiamare i suoi magari a maggiore attenzione difensiva, perché effettivamente Silvio Costenaro si è trovato libero in area e di giustezza, con un tiro non irresistibile ma assolutamente imprevedibile per Corona, che si è visto sbucare diciamo alle spalle tra le gambe dei propri compagni. Ha trovato il punto dell'1-1 e allora Breganze, che è assolutamente in partita, che ha bisogno come il pane di smuovere quella classifica che attualmente è a quota 0, e ci sta provando con impegno e per ora con profitto.
Una classifica che attualmente è guidata da Amatori Vasken Lodi a quota 9, a seguire la coppia formata da Ubroca e Bassano e Westport Valdagno a 7 lunghezze, poi lo stesso Sarzana, Trissino, Forte di Marmi e Grosseto a quota 6. Il Montebello con il Correggio a 4 punti, a 3 il Sandrigo, che è impegnato stasera nel derby di Valdagno, a 1 punto Follonica e Scandiano e a 0 Breganze e Monza. Purtroppo c'è una certezza, Monza questa sera rimarrà a quota 0 perché ha dovuto rinviare il proprio impegno a causa della pandemia che sta mordendo purtroppo anche il mondo dell'hockey pista. Breganze per adesso avrebbe 1 punto in classifica, ma è ancora lunga. Mancano 9 minuti al termine della prima frazione di gioco. Sarzana in possesso con Chicco Rossi, Galbas, Ipinazar, è uscito Borsi intanto per la formazione ospite. Attenzione, una palla vagante. Finora Rispogliati e Cardella non sono entrati nella formazione di Alessandro Bertolucci. Attenzione, un'altra palla vagante. Sta facendo buona guardia Andrea Bigarella perché si vede sfruttare la palla all'ultimo momento. Ancora tentato questo giochino e qui c'è un aggancio e probabilmente verrà punito con il cartellino blu. E infatti è così, e viene sanzionato il capitano breganzese. E quindi opportunità per Sarzana di andare di tentare la trasformazione di un tiro diretto. Non dovesse riuscirci, Sarzana va 2 minuti di power play. Peccato per Breganze. Inflessibile il signor Moresco e quindi a 8 minuti e 30 Sarzana ha l'opportunità di riportarsi in vantaggio con il suo numero 87, che peraltro ha già trasformato tiri diretti nel corso di questa stagione. Peccato, Breganze aveva raggiunto il punto del pareggio, ma si affitta ora il proprio portiere Andrea Bigarella. Vediamo i Pinazar. Attenzione, le finte di Pinazar, è implacabile, trasformazione ineccepibile quella del numero 87 di Sarzana, che riporta i vantaggi suoi quando mancano 8 minuti e 27 al termine della prima frazione di gioco. Sarzana quindi ritorna in vantaggio per 2-1. Breganze intanto che ha sostituito, che ha potuto far entrare un giocatore di movimento perché essendosi verificata la segnatura automaticamente l'inferiorità numerica viene meno. È entrato Andrea Dalla Valle e c'è Sarzana quindi che riparte sulle ali di entusiasmo per essersi riportata in vantaggio. Galifa recupera una buona sfera, attenzione, viene assegnato la punizione di prima perché Galifa stava andando in porta. Non viene sanzionato con il cartellino blu perché a termini di regolamento non si tratta di un fallo che comporti l'immediata sanzione con il provvedimento disciplinare, quindi il cartellino blu, non essendo un fallo violento. Si è trattato solo di fermare un giocatore che stava andando in porta, nella fattispecie Galifa, e allora, mentre c'è un warning, ci sembra anche alla panchina del Breganze. Breganze ha l'opportunità di riportarsi in parità con Galifa, che va a sfidare su tiro diretto Corona, situazione di parità numerica comunque in pista, non c'è quindi power play in ogni caso. E finta di tiro, niente da fare. Simone Corona non si fa irretire da Galifa. L'opportunità per Breganze sfuma e quindi possesso per Sarzana, peccato per la formazione di casa. C'è stata la finta di tiro di Galifa che ha tentato di sbilanciare il portiere ospite, che non ha boccato. Ha tentato di colpirlo alla destra dove il portiere ha il bastone, ma inutilmente. Corona si è dimostrato quello che è, un portiere esperto e capace, e ha sventato la minaccia. E allora tutto da rifare per Breganze con Galifa. Girardello, Breganze sta cercando di imprimere ritmo alla propria azione. La conclusione di Galifa murata da Galbas. Riparte Sarzana con De Rinaldis, il tiro impreciso. E allora Costenaro per i suoi. Galifa a sfidare Galbas, che guadagna un fallo di squadra. Galifa. Siamo 6
6 pari la situazione dei falli, 2-1 però il punteggio per la formazione ospite. Che ora rientra in possesso di sfera con Francesco Rossi. Galbas, Ipinazar, ancora Ipinazar, Galbas, dalla valle Ghirardello che recupera la palla vagante, supera Rossi, cerca di incunearsi nel settore difensivo ospite, il tiro di Andrea Della Valle è ribattuto. Fa molta attenzione alla formazione di Alessandro Bertolucci nel respingere tutte le conclusioni da fuori di Breganze. Intanto Alessandro Bertolucci manda in pista Cardella, classe 2004, è sicuramente uno dei prospetti più importanti dell'hockey pista nazionale giovanile. Questo ragazzo 2 anni fa faceva le finali under 15, adesso gioca titolare in 1. Attenzione, Galifa recupera una buona sfera, l'opportunità di servizio per Andrea Della Valle, tenta la deviazione sotto porta, è sfortunato, non trova purtroppo lo specchio della gabbia di Simone Corona, va a guadagnarsi un fallo di squadra, si infortuna ci sembra il giocatore breganzese e anche il giocatore ospite, che è stato un contrasto abbastanza duro sull'angolo basso, non si sono fermati praticamente, volevano entrambi contendersi il possesso di sfera. Sembra avere la peggio Andrea Della Valle, che però ora si rialza, si tocca la mano forse, speriamo sia nulla di grave. Intanto comunque è stato assegnato fallo di squadra a Breganze, il 7° fallo commesso da Sarzana, ci sembra che debba uscire Andrea Della Valle, così è, rientra Pietro Agostini. Vediamo la mano di Andrea Della Valle, se si tratta di un problema serio. 5:30 intanto al termine della prima frazione di gioco, ci auguriamo di no ovviamente per Andrea Della Valle, che aveva appena sfiorato il gol del pareggio con una deviazione sotto porta. Punizione all'angolo basso alla destra del fronte d'attacco della formazione di casa. Sul punto di battuta Pietro Agostini e Paul Galifa. 7° fallo di squadra commesso da Sarzana, 6 quelli commessi da Breganze, 2-1 il punteggio per la formazione ospite. Galifa, Mattia Ghirardello a fare movimento davanti a lui. Breganze che ha migliorato la qualità dei passaggi, sicuramente. Qui è Agostini, perde sfera dietro porta, peccato. Possesso per Sarzana. Galbas a scambiare con Cardella, che segue De Rinaldis, il taglio davanti a sé di Cardella, tentativo di blocco per il compagno, la conclusione da lontano ben parata da Vigarella. Attenzione qui Breganze in tentativo di contropiede dal Santo Ghirardello, ma la minaccia è stata sventata da Simone Corona. Ancora Sarzana a tessere la propria manovra. De Rinaldis, Cardella, giovanissimo, è un classe 2004. Ancora Cardella, Ipinazar a servire De Rinaldi, si chiudono le maglie della formazione di casa, recupera sfera molto bene Ghirardello, serve Galifa, attenzione dal Santo, tentativo di alza e schiaccia, ha tentato una cosa complicata, avrebbe fatto meglio forse a cercare il tiro di prima intenzione, peccato, era un'ottima opportunità, ottimo l'assist di Galifa nella circostanza. Breganze che difende alto, Agostini a contendere il possesso a De Rinaldis, però ritorna sulla sfera per i suoi Galbas, va via in trottola a Ghirardello, o meglio tenta di andarci via, ma Ghirardello fa buona guardia, che così
Sarzana è costretta a ripartire, ancora i Pinazar, 1 contro 1 con Dal Santo. Sì, qui la differenza nel match la stanno facendo la capacità di trasformare le punizioni di prima. Braganza ha fallito la propria, Sarzana no, e questo spiega il 2-1. Attenzione, c'è un infortunio a Mattia Ghirardello, la palla l'ha presa piena sul piede, infatti sì, deve essere particolarmente doloroso. C'è una parte del patino che è scoperta e probabilmente è proprio lì che forse sarà stato colpito Mattia Ghirardello, che pare comunque essere in grado di proseguire. Si scusa con l'avversario Pinazar con fair play. Sarà possesso per Sarzana, 3 minuti e 15. Attenzione, Ghirarella che fa ripartire i suoi, lanciando Galifa. Ghirardello, il doppio scambio tra Ghirardello e Galifa. Ancora Ghirardello a sfidare Galbas, si libera con un passaggio all'indietro per Galifa. Attenzione, il tiro da lontano di Galifa, ancora una volta i difensori di Alessandro Bertolucci fanno buona guardia, non hanno concesso nessun tiro da lontano alla formazione di casa, i giocatori di Alessandro Bertolucci. Difesa sicuramente registrata quella ospite, è stata disattenta solo in occasione del momentaneo pareggio di Silvio Costenaro. Comunque una partita equilibrata, Breganze è in partita e deve assolutamente crederci. Attenzione qui, infatti si fionda sulla sfera Stefano Dal Santo, lo scambio all'indietro, era un'ottima manovra questa di Breganze, non si è conclusa, purtroppo Stefano Dal Santo non è riuscito a controllare il passaggio di Mattia Ghirardello e infilare di giustizia con un bel tiro di prima, purtroppo la conclusione lì è venuta strozzata. È stata una buona opportunità, un bel 3 contro 2 orchestrato bene dalla formazione di Sergi Punsetta, che finalmente sembra riuscita anche a organizzare bene questo fondamentale. Attenzione qui, Pietro Agostini, bravissimo, peccato, è andato davanti al portiere, Simone Corona gli ha chiuso lo specchio e la conclusione del numero 5 breganzese è stata imprecisa, ma buona l'iniziativa di Breganze, che sta finalmente pungendo in contropiede. A inizio match aveva avuto le stesse opportunità, le aveva sprecate proprio con il passaggio d'inizio di questa situazione tattica assolutamente da sfruttare in questa disciplina sportiva. Siamo dall'altra parte con Sarzana che probabilmente vorrà congelare il possesso, però invece Francesco Rossi ci smentisce subito con la conclusione da lontano. Ben parata da Andrea Bigarella, l'assist di Dal Santo per Galifa, si fionda sulla palla vagante Pietro Agostini, ancora una palla vagante, ci arriva per primo Mattia Ghirardello, manca un minuto al termine della prima frazione di gioco, 24 i secondi di Breganze per andare al tiro. E allora Mattia Ghirardello, Breganze che gira a 3 con Pietro Agostini di punta, si abbassa adesso anche Mattia Ghirardello che forse stava bozzando un blocco per Dal Santo. 5 secondi, la conclusione tentata da Agostini non gli riesce assolutamente, peccato. E allora Sarzana che ha un'opportunità ma la spreca, e allora Breganze che può andare in 3 contro 2. Stefano Dal Santo sceglie di tirare addosso a Pinazar, concede una ripartenza pericolosa che per poco non frutta a Sarzana il terzo punto. Bravissimo Bigarella nella circostanza, poi sulla situazione successiva il signor Brambilla assegna il fallo di squadra a Sarzana, crediamo sia stato commesso nella fattispecie addirittura dallo stesso Bigarella. Sta terminando la prima frazione di gioco con Sarzana in vantaggio in virtù delle reti realizzate dopo circa 7 minuti da Francesco Rossi. Il pareggio a metà della prima frazione di gioco di Silvio Costenaro e poi di Pinazar a 8 minuti e 27 al termine della prima frazione di gioco, quindi 17 minuti di gioco, ha trovato il punto del momentaneo 2-2 su tiro diretto, ed è con questo punteggio che si conclude la prima frazione di gioco. A risentirci più tardi per il commento della seconda frazione di questo Breganze Sarzana, che si conclude sul punteggio di 2-1. Magari prima di andare in pausa vi leggiamo i parziali. No,
non abbiamo aggiornamenti e quindi a risentirci più tardi per il secondo tempo di Sardana Breganze.
Bentornati all'ascolto, appassionati e appassionati di hockey pista. Sta iniziando il secondo tempo del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie 1 hockey pista, edizione 2020-2021, tra il Breganze, formazione di casa, che ospita il Sarzana. Sarzana che ha concluso il primo tempo in vantaggio per 2-1 in virtù delle reti di Francesco Rossi e Pinazar. Per Breganze aveva impattato momentaneamente sull'1-1 Silvio Costanaro. È iniziata la ripresa con Breganze in possesso, contendere palla Galifa e Rossi. È bravo il numero 7 breganzese nella circostanza, all'indietro per Ghirardello. Vi dicevamo dei parziali dei primi tempi. Si è concluso la prima frazione di gioco negli altri match 1-1 tra Trissino e Lodi, il big match della giornata. 5-0 sta vincendo Valdagno nei confronti del Sandrigo. Di Sarzana Breganze sappiamo, gli altri tre incontri purtroppo sono stati rinviati causa Covid. Sarzana in possesso intanto. Sono le formazioni, i rispettivi tecnici hanno riproposto gli stessi quintetti che avevano iniziato la partita. Sarzana quindi con Corona, Galbas, Rossi, Borsi, Pinazar. Breganze con Bigarella, Ghirardello dal Santo, dalla Valle Galifa. Ancora Sarzana in possesso, stanno scadendo i 45 secondi. Ancora una volta Rossi che ha preso palla, girato di spalle, a dimostrare di essere sicuramente in possesso di una buona tecnica, se non altro nelle deviazioni. Ma sì, sappiamo che Francesco Rossi è comunque giocatore ben costruito, ha lavorato tanto nella tecnica e possiede ottimi fondamentali, e lo ha ribadito anche in questa occasione. Ma Breganze ha iniziato bene la seconda frazione di gioco. Qui c'è dalla Valle a contendere il possesso a Borsi, che ha la meglio, e allora riparte la formazione ospite. Colori sociali rossoneri per entrambe le squadre in pista. Per quanto riguarda la figlia dei presidenti, qui invece c'è un derby, perché Maurizio Corona è sicuramente un sfegatato tifoso nerazzurro, Stefano Volpi invece tifa Milan. E qui c'è comunque, tornando all'hockey pista, una buona ripartenza di Galifa, che è ancora in possesso di sfera. Si incunia nell'area ospite, attenzione, e la conclusione a colpo sicuro di Mattia Ghirardello e Simone Corona, che dimostra di essere un portiere con ottimi fondamentali. Peccato, perché era veramente una conclusione insidiosa e ben congegnata quella del numero 6 breganzese, ma ha risposto pronto l'estremo difensore ospite, e allora niente di fatto. 2-1 sempre per la formazione ospite. A manovrare ora con Francesco Rossi, Borsi. Sarzana ha avuto più possesso. Breganze comunque si è disteso abbastanza bene in contropiede nella fase finale del primo tempo. Ha avuto un inizio problematico la formazione di casa, non è riuscito a sfruttare bene queste potenziali ripartenze che potevano magari avere maggior fortuna, e invece qualche imprecisione di troppo ha impedito a Breganze di sfruttare quelle buone opportunità. Poi c'è stato il vantaggio ospite, impattato subito dopo quasi 4 minuti da Silvio Costenaro, ma Sarzana ha avuto la freddezza con uno dei suoi uomini migliori, cioè Pinazar, di trasformare il tiro diretto per il punto del 2-1. Non altrettanto preciso è stato Galifa per il Breganze, o se vogliamo bravissimo nella circostanza Simone Corona a non abboccare le sue finte, e quindi questo spiega il vantaggio di Sarzana, che adesso va sul 3-1 con la deviazione ravvicinata di Francesco Rossi su assist di Galbas. Premiata ditta che produce il punto del 3-1, e qui Sarzana che sta allungando nel punteggio quando mancano 21-11 al termine del match. Sarzana sul 3-1, doppietta di giornata di Francesco Rossi, abile veramente a giocare di punta. Così ha trovato i suoi 2 gol, che stanno scavando un solco pericoloso per Breganze. Attenzione qui, Andrea Dalla Valle, servito molto bene da Mattia Ghirardello davanti a Simone Corona, non ha avuto la freddezza
di accorciare nel punteggio. Peccato, era un'ottima opportunità, si era liberato bene peraltro il numero 73 breganzese, e qui c'è il signor Moresco che decide di dare rigore per fallo subito in area da Rossi, che è stato trattenuto. Tentano di spiegarsi Ghirardello e Dal Santo, ma il signor Moresco è inflessibile e dobbiamo dire che il contatto c'è stato, e a termini di regolamento ci può stare che venga assegnato il rigore, che si incarica per i suoi Davide Borsi di tentare la trasformazione. 20-35. Breganze allora è costretto ad affidarsi alle virtù del suo estremo difensore. Intanto viene fischiato un altro fallo di squadra Breganze, il conto si sta facendo pesante, siamo già a 8. Fallo di squadra fischiato probabilmente per proteste, con Dal Santo che ha ancora qualcosa da ridire al signor Brambilla. Borsi contro Bigarella. Il tiro impreciso, attenzione ancora Borsi, però tenta il pallonetto, impreciso a sua volta. Breganze quindi rimane sotto di 2 gol. Sarzana avanti nel punteggio 3-1, fate voi. Impreciso il tentativo di trasformazione di Davide Borsi, così come impreciso il tentativo di passaggio di Galifa per Andrea Dalla Valle. Sarzana avanti 3-1 comunque a 20 minuti dal termine. Formazione ospite sicuramente implacabile sotto porta questa sera. 2 gol su 3 fotocopia, a sfruttare le capacità di deviazione ravvicinata di Francesco Rossi, che ha sfruttato di assist al baggio di Galbas. Adesso Breganze ha tentativo da lontano con Mattia Ghirardello, ma ancora una volta i giocatori di Alessandro Bertolucci dimostrano di essere sicuramente determinati in fase difensiva. Non hanno concesso, ripetiamo, una sola conclusione a Breganze fin qui, e anche questo spiega il loro vantaggio, perché Breganze comunque ha concesso l'uomo davanti alla porta. Ancora Rossi qui che si gira in un fazzoletto, arriva per primo sulla sfera, riparte Breganze però. Galifa a servire Stefano Dal Santo, il tentativo di dribbling su Ipinazar che non abbocca. La finta di tiro di Pinazar va a chiudere su di lui Ghirardello. Galbas 1 contro 1 con Galifa, sceglie di ripartire. Borsi, Rossi, ancora i Pinazar. Ancora il tentativo di assist di Galbas per Rossi. I due si trovano a memoria. In questo caso ha fatto buona guardia la retroguardia, scusate il gioco di parole, di Breganze. Rossi ora è lontano dalla porta. Attenzione qui, un'ottima giocata questa, ottima la combinazione tra Rossi e Borsi. Breganze un po' ricorrendo anche magari alle maniere dure ha sventato la minaccia. Attenzione qui, tentava di liberarsi in area Andrea Dalla Valle, non c'è riuscito. Ancora 40 secondi per la formazione di Sergi Punset per tentare la conclusione a rete. Si libera Mattia Ghirardello, la conclusione. Ancora una volta Simone Corona risponde presente. Simone Corona sta salendo in cattedra ed è una brutta notizia per la formazione di casa, perché il portiere ospite, se riesce ad esaltarsi, diventa veramente impenetrabile. Qui Andrea Dalla Valle ha un buon recupero di palla, il servizio per Mattia Ghirardello che purtroppo ancora una volta Simone Corona chiude lo specchio. Forse precipitosa la conclusione del numero 6 di casa nella circostanza. 17-25. Ma Breganze che comunque ha assorbito la botta del doppio vantaggio ospite, sta cercando di replicare.
Breganze reduce dalla trasferta di Correggio, dove anche nella circostanza purtroppo a fare la differenza è stata l'imprecisione degli avanti breganzesi, anche se Correggio ha sicuramente meritato la vittoria con buone reti. E qui ancora una volta Simone Corona a dire di no. Era stata per una volta Califa aveva trovato la porta con una conclusione da lontano, e qui siamo però in pericolo. Siamo a 9 falli di squadra commessi da Breganze, anzi 10 in questo momento. Doppio fallo di squadra e fischiato nella circostanza forse ad Andrea Dalla Valle, e allora Sarzana alla opportunità. Attenzione, viene fischiato un blu. Viene fischiato blu, vediamo se a Stefano Dal Santo o al tecnico o all'allenatore. Vediamo. Sì, vediamo. No, forse alla panchina, perché vediamo che nessun giocatore va nello spazio del recinto riservato, e allora evidentemente è stato fischiato un blu alla panchina. Fatto sta che Sarzana ha l'opportunità con i Pinazar di portare a 4 le proprie reti. La partita di Pinazar implacabile sotto porta, 4-1 a 16:46, doppietta di Pinazar. Entrambe le reti su tiro diretto. È entrato intanto Guido Sgaria nel Breganze, adesso veramente si fa dura. È stato dato un blu alla panchina di Breganze. Peccato, forse qualche nervosismo di troppo. Sta costando caro però la formazione di casa, perché sotto per 4-1 dopo essere rimasta comunque in partita la formazione di Sergi Punset. Peccato, ripetiamo. Vediamo se avrebbe bisogno di una rete subito per cercare un po' di rinfrancarsi la formazione di casa. Sarzana che tenta magari di congelare il possesso con Borsi, Galbas, De Rinaldis che è entrato intanto in pista a sostituire Francesco Rossi, autore del punto del momentaneo 3-1. Poi il Pinazar implacabile, dimostrando tutta la sua tecnica e freddezza, ha portato a 4 le reti per i suoi, e adesso Breganze deve sicuramente scalare una montagna. È entrato intanto Agostini assieme a Costenaro, l'autore del momentaneo punto dell'1-1 per la formazione di casa. Va dietro la porta Costenaro, il tentativo di alza e schiaccia, impatta con Francesco De Rinaldi, scade a terra, si rialza subito il numero 29 di casa. Intanto c'è un time out chiamato da Breganze nella prossima interruzione di gioco. Ancora Sarzana in possesso di sfera. Borsi. De Rinaldis, la conclusione, rasoterra di prima intenzione, fa buona guardia a Bigarella, riparte Agostini per i suoi, la conclusione deviata ci sembra. Ancora Agostini a contrastare i Pinazar, ma ora c'è Guido Sgaria su Borsi. Siamo dall'altra parte con De Rinaldis, il Pinazar, Ghirardello. Recupera la sfera per i suoi Sgaria, tenta di servire sulla corsa Silvio Costenaro, rinviene su di lui la difesa ospite. Buon recupero difensivo questo di Sarzana, che sta sicuramente costruendo anche sull'attenzione e l'intensità difensiva la sua prestazione odierna, che la vede avanti per 4-1.
Un Breganze che ha avuto un brutto inizio di ripresa dopo aver condotto alla pari sostanzialmente il primo tempo. Ancora Galbas, di Pinazar va via di giustezza, la conclusione gli viene strozzata e viene parata da Bigarella, riparte Breganze, Sgaria, cattivo controllo, ne approfitta Cardella che arriva per primo sull'angolo basso e riparte velocemente per i suoi. Personalità quella di Cardella, il blocco su Agostini a favorire Galbas. Ancora Galbas e Pinazar, sicuramente questo duo, sui due stranieri Alessandro Bertolucci costruisce gran parte delle fortune della sua formazione. Qui Galbas cerca di andare a sfidare Pietro Agostini che non abbocca le finte. Il Pinazar, Galbas, gioco a due con Cardella, dall'altra parte per il Pinazar che si infila molto bene, va a segnare una rete pregevole. 12:40, tripletta per il Pinazar e Sarzana che sta sicuramente mettendo un'ipoteca sul match a questo punto, perché siamo sul 5-1 quando mancano 12 minuti e 40 al termine della partita e sicuramente Sarzana è sulle ali dell'entusiasmo e in questa circostanza abbiamo apprezzato la qualità corale del gioco di Sarzana e soprattutto le capacità tecniche di Galbas e Pinazar in particolare. E il numero 87 si è incuneato nella difesa breganzese, è andato a sfidare Bigarella e ha trovato lo spazio giusto per realizzare il punto del 5-1 per i suoi. Una rete sicuramente di pregevole fattura. Tutto da rifare per Breganze. 12 minuti e 40. La formazione di casa però deve sicuramente azzerare tutto e ripartire con convinzione, perché comunque nell'hockey pista lo sappiamo tutti, le partite finiscono solo al 50°, e allora Breganze deve credere nelle proprie qualità e nel proprio lavoro fin qui fatto. Attenzione, Silvio Costenaro si è infilato bene nell'area avversaria, ottima l'iniziativa del numero 29 di casa. Il blocco di Costenaro per Sgaria, Ghirardello, ha un altro blocco di Costenaro per Ghirardello che ha tentato il tiro, ha fatto buona guardia Simone Corona e allora riparte Sarzana, perde sfera per il raddoppio di Agostini e Ghirardello. Breganze che ha avuto una buona reazione dopo aver subito il 5-1, almeno ci sta provando la formazione di casa. È difficile perché Sarzana comunque, a parte la sconfitta interna con Lodi che ci sta, perché Lodi è una delle 4 favorite, no? per il successo finale, è sicuramente formazione di ottima qualità e lo sta dimostrando. Cardella intanto è andato a sfidare Bigarella che gli ha detto di no. Bravissimo nella circostanza Pietro Agostini, a un passo dalla gioia del suo primo gol in Serie A1. Peccato, bravo nella circostanza. Ripetiamo il numero 5. Attenzione qui Silvio Costenaro, ancora una volta Simone Corona gli dice di no. Breganze si è costruito un paio di opportunità importanti per realizzare almeno il punto del 5-2. Peccato, ma deve insistere la formazione di casa, ci deve credere, perché comunque la stagione è lunga, la possibilità di recuperare c'è anche in questa partita, perché comunque un gol potrebbe avere effetti benefici e Breganze ci è andato vicino. Bravo Agostini nella circostanza, recupera una buona sfera. Attenzione Ghirardello, la conclusione è rimpallata, ancora Ghirardello, esce Agostini, autore di una buona prova. Rientrano Galifa e Dal Santo, la conclusione ancora è qui, è bravissimo Silvio Costenaro, doppietta per lui. Silvio Costenaro sarebbe un giocatore con attitudini difensive e fin qui è l'unico giocatore di Breganze ad aver segnato reti su azione
bella questa trasformazione, la caparbietà di Silvio Costenaro nell'andare a cercare la deviazione ravvicinata di Simone Corona. Breganze quindi che va sul 5-2 momentaneo per Sarzana, quindi Sarzana è avanti di 3. Naturalmente la formazione ospite ha tutte le qualità per magari anche mettere in ghiaccio la partita se lo volesse, però Breganze fa bene a insistere, ha avuto un paio di minuti sicuramente di pregevole qualità, a dimostrazione del fatto che la formazione di casa può recitare un ruolo in questo campionato. Adesso è a quota 0 ma deve insistere nei propri concetti di gioco, non si deve distrarre in fase difensiva, deve avere maggior precisione in fase di finalizzazione, ma l'impianto di gioco non è male. D'altra parte si tratta di giocatori che sicuramente hanno un compito difficile, perché il campionato di A1 è difficile, ma sono atleti che hanno un buon trascorso alle spalle tra giovanili e qualcuno comunque in prima squadra. Attenzione qui, una palla vagante si avventa Andrea Dalla Valle, era difficile trovare la porta nella circostanza. Comunque Breganze ha giocatori come Ghirardello e Dal Santo che sanno cosa vuol dire giocare in A1 da anni, e comunque lo stesso Costenaro ormai è nel giro della prima squadra da un paio d'anni. Anche il stesso discorso vale per Andrea Dalla Valle. Agostini ha dimostrato di essere un giovane di buone qualità, Guido Sgari ha avuto importanti esperienze all'estero. È una formazione che deve credere ripetiamo, in quello che fa e lottare pallina su pallina. Se lo fa può anche essere competitiva, giocarsi le partite e magari scollarsi presto dalle posizioni di coda. Accanto suo Sarzana sta dimostrando sicuramente di meritare i punti che ha conquistato sin qui. Tra le vittime della formazione ospite non ci dimentichiamo che c'è Forte dei Marmi, cioè la formazione campione d'Italia uscente, visto che purtroppo lo scudetto di 2019-2020 non è stato assegnato. E a questo proposito ricordiamo che Breganze è stata l'ultima formazione a vincere la Coppa Italia. Speriamo che la pandemia ci conceda il piacere di assistere anche a quella competizione. Sono state bellissime le Final 8 di Coppa Italia da quando è stata istituita questa formula, e speriamo di poterla rivedere presto. Breganze intanto a raddoppiare per recuperare sfera, così è. Galiffa in possesso di palla per i suoi, errore di Galiffa, ne approfitta Francesco De Rinaldis per Borsi che tanto è rientrato. Attenzione qui, De Rinaldis che stava emulando le gesta di Francesco Rossi. Per fortuna di Breganze è stato impreciso e allora siamo ancora a 5-2 sul punteggio. L'autore della rete del 2-5 per Breganze, Silvio Costenaro, ha servito Andrea Della Valle che va ad avventurarsi dietro porta, però riesce a servire ancora il numero 29 rossonero. Galiffa ha pensato per un attimo alla conclusione. Dal Santo, le finte di Dal Santo, Dalla Valle è raddoppiato, cerca un improbabile assist al centro, nessuno l'aveva seguito nella circostanza. Siamo a 8 minuti e 06 dal termine del match, Sarzana avanti nel punteggio per 5-2 in virtù delle reti messe a segno, una tripletta da Francisco Ipinarzar, 2 su 3 su tiro diretto, e poi la doppietta di Francesco Rossi a scavare il solco con Breganze che ha risposto con la doppietta di Silvio Costenaro. Qui Sarzana che sta facendo girare palla a velocità sicuramente importante, un ottimo assist di Borsi, la conclusione a botta sicura di Galbas e Andrea Bigarella che fa quello che c'è da fare, che deve fare il portiere di una squadra che vuole tentare di recuperare, cioè fare i miracoli. Ne ha fatto uno qui e allora Breganze è ancora in partita a 7 minuti e 30 dal termine. La deviazione di Dalla Valle è stato un tentativo di replicare la rete di... Attenzione qui, bravi a combinare Costenaro e Dalla Valle, ma Simone Corona dice di no, ci vuole altro per sorprendere il portiere ospite. Con Ale Bertolucci che chiama i suoi magari a giocare 2 tocchi,
ma qui c'è un passaggio forzato. Il tentativo di Galiffa a tentare la deviazione. Breganze che sta imprimendo un buon ritmo al match. Qui però Andrea Dalla Valle perde sfera. 7 minuti scarsi al termine del match. Breganze assolutamente che ci vuole provare e fa bene. De Rinaldis, Borsi, Sarzana che dimostra comunque di poter controllare quando vuole la partita. Attenzione però, palla vagante, si avventura Andrea Dalla Valle, controlla il rimpallo e qui non è sfortunato il numero 73 di casa. Sfortunata l'iniziativa di Andrea Dalla Valle, avrebbe meritato sicuramente maggior fortuna. Rossi intanto che è rientrato in pista, magari vorrà esibirsi nel suo pezzo migliore di repertorio, la deviazione sotto porta, che ha sicuramente contribuito a indirizzare il match dalla parte dei suoi. Ancora Borsi, Dalla Valle a sfidarlo. Rossi all'indietro per Francesco De Rinaldis, autore di un gol sicuramente spettacolare in quel di Scandiano. Riparte dal Santo per i suoi, però la formazione ospite si è ben chiusa a protezione della propria gabbia, della propria porta, difesa da Simone Corona, che si è ben disimpegnato questa sera, come il suo solito peraltro. La conclusione da lontano di Dal Santo, con Sarzana che di nuovo torna a chiudere le maglie difensive, e anche su questo che ha costruito le sue fortune questa sera la formazione ospite di Alessandro Bertolucci, quindi massima attenzione a entrambe le fasi, difensiva e offensiva. È così che si vincono le partite. E Sarzana per ora ci sta riuscendo a 5 minuti e 12, ma Breganze non demorde, recupera una buona sfera con il suo capitano che poi si avventura in un tentativo improbabile di dribbling. Galbas all'indietro per Francesco De Rinaldis, la parata di Biegarella. Abbastanza buona la prova del portiere di casa. Ancora Galiffa a recuperare sfera, fallo di squadra, il nono di Sarzana, con Breganze che purtroppo deve recitare il mea culpa alla voce tiri diretti trasformati. Con Alessandro Bertolucci che sta catechizzando i suoi. E Sergi Punset che sta dando le disposizioni ai suoi per l'ultimo assalto. Mancano 4 minuti e 49 al termine. Breganze dovesse trovare un gol di qui a poco, magari prima dei 4 minuti dal termine, potrebbe tentare l'arrembaggio finale. La prova di Breganze è stata discreta, ha avuto un pessimo inizio di seconda parte che gli è costato perché Breganze è andato sotto nel punteggio per 5-1, poi Silvio Costenaro ha realizzato caparbiamente il punto del 5-2. Alessandro Bertolucci che si è arrabbiato perché ha visto un Breganze forse troppo reattivo per i suoi gusti e quindi vuole maggiore attenzione dai suoi, magari trame più sicure ed efficaci e più movimento, ci pare di aver intuito. Sarzana si rifugia nei lanci lunghi così per copiare termini più adatti ad altre discipline sportive, ma nella circostanza la difesa di Breganze si è chiusa molto bene. Attenzione qui ad Dal Santo, ricerca di spazio per andare alla conclusione, non è facile perché la difesa di Sarzana si chiude bene. Siamo a 4 minuti dal termine, c'è una pallina accompagnata di Galiffa sicuramente velleitaria nella circostanza, l'iniziativa del numero 7 di casa. E allora Rossi per i suoi a tentare magari anche di congelare il possesso. Attenzione, qui c'è il 10° fallo di Sarzana, con Brambilla che ha qualcosa da dire ad Alessandro Bertolucci. C'è stata la munizione, il warning assegnato a Alessandro Bertolucci, il reo di aver protestato all'indirizzo dell'arbitro signor Brambilla.
e Breganze che con Galifa ha l'opportunità di trasformare un tiro diretto concesso per il 10° fallo commesso dalla formazione ospite. Galifa contro Corona, vediamo. 3:38 al termine. Attenzione, Galifa ha sbagliato ancora, poi accusa un colpo, la conclusione da lontano di Dal Santo. Breganze non ha sfruttato adeguatamente l'opportunità. Poi Galifa sta protestando, ha accusato di aver subito un colpo in area e con Alessandro Bertolucci che sta protestando proprio all'indirizzo, ci sembra, del numero 7 di casa. 3 minuti e 27. Sarzana avanti nel punteggio e Alessandro Bertolucci che si becca il blu. Così ci sembra. Sì, cartellino blu per Alessandro Bertolucci. Quindi Breganze che avrà l'opportunità di giocare per 2 minuti in superiorità numerica. Esce Rossi per i suoi. Sì, proteste dell'allenatore ospite. Breganze che quindi ha questa opportunità da sfruttare, questo power play. Vediamo. Sarzana a difendere con 2 alti e 1 basso. Costenaro a scambiare con Dal Santo. Non riesce a trovare lo spazio per la conclusione la formazione di casa. Lo fa adesso con Dal Santo, dalla valle sulla respinta di Corona ha cercato il tap-in, non c'è riuscito. E adesso Sarzana che probabilmente tenterà di far trascorrere il tempo. Così è, con Borsi all'indietro per i Pinazar. Breganze a raddoppiare con Galifa e Dalla Valle recupera la sfera e la formazione di casa che avrebbe bisogno di una conclusione veloce. Così non è. Finalmente un ottimo assist di Dalla Valle per Galifa che è impreciso. Peccato, questa sera è stato assolutamente sfortunato nelle conclusioni il numero 7 di casa e purtroppo impreciso, e questo ed è un peccato perché comunque Breganze le opportunità per risalire nel match le ha avute. Ancora qualcosa da dire con l'arbitro Moresco. 2 minuti e 30. Si riparte. Dal Santo a recuperare sfera per i suoi, la riperde per l'intervento di Pinazar. Attenzione qui, il signor Moresco è intenzionato a sanzionare l'intervento difensivo di Dal Santo, che c'è stato l'aggancio e quindi la sanzione è conseguente. Cartellino blu per Dal Santo con Sarzana che ha l'opportunità di chiudere il match con lo specialista di Pinazar. Sin qui è autore di una tripletta. 2 minuti e 24. Espulso Dal Santo e Sarzana che ha la palla del 6-2. Tiro diretto di Pinazar. Vediamo. 2 minuti e 24. Ancora una volta il Pinazar dimostra di possedere una grande tecnica, l'alza e schiaccia in faccia a Bigarella. 2 minuti e 21 al termine. Il Pinazar, 4 gol per lui, 3 su punizione di prima, o tiro diretto come lo vogliamo definire. E Breganze che a 2 minuti e 21 è sotto in casa per 6-2 con Sarzana dopo un match in cui avrebbe sicuramente meritato di più. Deve assolutamente migliorare nello sfruttare le occasioni che si costruisce, perché ne ha avute parecchie anche questa sera,
ma purtroppo qualche imprecisione di troppo, soprattutto nel tentativo di trasformare i tiri diretti. Ancora una volta sono costati 3 punti che vanno a Sarzana. Attenzione qui, Galbas viene a contatto con Costenaro. È stata un'ottima giocata qui, questa del numero 55 ospite. La coppia arbitrale non ha assegnato il tiro diretto o il cartellino blu. C'è invece un richiamo per Borsi e un cartellino blu per Borsi, e qui forse i direttori di gara stanno magari eccedendo, ma sicuramente avranno avuto le loro motivazioni, magari qualche protesta di troppo, magari non necessaria quando si sta vincendo 6-2, ma comunque sono cose di pista. I protagonisti sanno cosa è successo e noi possiamo solo registrarlo. 3 contro 3 quindi per questo finale di gara, anzi no, 4 contro 3. Ancora in 3 Sarzana, che comunque finirà il match e dovrebbe rimanere in inferiorità numerica, perché Borsi deve scontare 2 minuti di penalità. Questo a termini di regolamento. Qui Khalifa trova la pettorina di Simone Corona a negargli la gioia del terzo gol per i suoi. Galbas ora gli viene fischiato fallo di squadra contro. Secondo il signor Moresco si è trattato di una trattenuta. Breganze che non riesce a sfruttare adeguatamente il power play. Vediamo se ora ci riesce Khalifa. Torna indietro perché Corona lo infastidisce con il bastone. Altro fallo di squadra. Siamo a 12 commessi da Sarzana, anzi 11, scusate. Punizione per Breganze, doppio scambio tra Costenaro e Ghirardello. La conclusione del lontano di Ghirardello fa buona guardia Simone Corona. 1 minuto e 04. Sarzana ormai padrone del match. Il lancio per Francesco De Rinaldis, che rinuncia a inseguire sfera, la recupera per i suoi Mattia Ghirardello. La conclusione di Ghirardello la fa sua Ipinazar, migliore in campo probabilmente, se non altro in virtù delle 4 reti segnate, ma ottima è stata anche la prova di Francesco Rossi e naturalmente la solidità tra i pali di Simone Corona. Grande contributo di Galbas, soprattutto nel fornire assist ai compagni, in primis Francesco Rossi, mentre per Breganze sottolineiamo sicuramente l'ottima prova di Silvio Costenaro e Khalifa che mette a segno il proprio punto personale, il gol del 3-6, terza rete di movimento di Breganze questa sera, parziale consolazione, con Sarzana che invece ripristina la parità numerica perché effettivamente era stata scontata, erano stati scontati i 2 minuti di penalità inflitti ad Alessandro Bertolucci. Termina il match quindi sul punteggio di 6-3. Sarzana si impone in trasferta a Breganze e quindi raggiunge i 9 punti in classifica in virtù delle 4 reti messe a segno dal numero 87 Ipinazar e doppietta di Francesco Rossi. Per Breganze doppietta di giornata di Silvio Costenaro e punto di Paul Khalifa a pochi istanti dal termine del match. Breganze che deve recitare mea culpa soprattutto per un pessimo inizio di ripresa e magari qualche nervosismo di troppo. Deve lavorare soprattutto in fase di finalizzazione della formazione di casa, ma deve assolutamente credere nei propri concetti di gioco e ha dimostrato di essere comunque competitiva in larghe parti del match. Match che si conclude quindi con la vittoria esterna di Sarzana per 6-3. A tra poco per le interviste. Intanto grazie per l'ascolto da Fausto Pozzan.